Sardarte siamo venuti a Porto Rotondo a scoprire questo straordinario borgo voluto dai conti Donà delle Rose nel 1964 e poi via via dopo quell'anno si è sviluppato intorno a un primo nucleo originario lungo appunto quello che era l'antico porto già utilizzato in età preistorica. Siamo qua davanti al sagrato retrostante, la chiesa di San Lorenzo di Porto Rotondo, oggi in compagnia di un ospite eccezionale, la scrittrice e giornalista Marella Giovanelli, che meglio di lei non conosce nessuno Porto Rotondo, essendo di qua e avendo scritto diversi testi su questo borgo, sulla sua storia, ricchissima peraltro d'arte. Ecco perché col nostro programma siamo venuti qui a raccontarvi un po' di arte contemporanea, un pezzo di arte contemporanea di carattere internazionale che si è sviluppata qui grazie anche al mecenatismo di chi progettò e pensò il borgo, non solo quindi come un villaggio turistico tra virgolette, ma come un vero e proprio borgo ricco d'arte e di mecenatismo. Ecco Marella, tu che hai seguito fin dall'inizio questo sviluppo e hai raccontato egregiamente in un testo, quali sono un po' gli sviluppi iniziali di questo e come venne poi realizzata questa chiesa da parte di due grandi artisti e chi sono questi grandi artisti che hanno preso parte a questo progetto e a questo sviluppo poi successivo? Guarda, intanto io comincio col dire che la chiesa di Porto Rotondo appartiene alla fondazione di Porto Rotondo ed è una chiesa privata, e questo è un villaggio unico al mondo perché è nato nel segno dell'arte e della cultura, è nato proprio con questo spirito. Io ho avuto il grande onore, il grande privilegio qualche anno fa per il mio libro, quando ancora stavo scrivendolo, di andare a Roma a intervistare proprio Mario Ceroli nella sua casa museo. Quindi io preferirei leggere esattamente che cosa mi disse Ceroli in occasione di questo incontro. Lui era emozionatissimo, mi ricordo che lo vidi addirittura con gli occhi lucidi e tant'è vero che dal momento di questa intervista ad oggi lui è tornato e ha fatto ancora altre opere di cui parleremo dopo. Quindi lui mi raccontò questo. Quando sono arrivato a Porto Rotondo c'erano solo lo Sporting, il San Marco, il pontile centrale in legno e si stava lavorando la piazzetta. Intorno al porto c'erano ancora tutte le spiaggette. Una di queste, bellissima, era proprio davanti alla discoteca Tartaruga, a Punta Lepre. È cominciato tutto su quella piccola spiaggia. C'era un gozzo rovesciato. Allora feci un disegno sulla sabbia. La chiesa doveva rappresentare quella barca. Ero con Andrea Cascella. Io e lui, da soli. Così è nata l'idea della chiesa, in un modo strano, ma non insolito per me. Ecco, per me quel gozzo rovesciato sulla spiaggia era come una scrittura, un messaggio per la realizzazione dell'interno della chiesa. Quando guardi l'orizzonte del mare hai sempre la possibilità di essere sorpreso, come se stesse arrivando lui su una barca o camminando sull'acqua, e la chiesa di Porto Rotondo guarda il mare. La cultura ti suggerisce sempre qualcosa. Quel gozzo di legno è senza dubbio esempio di cultura, perché appartiene alla manualità. Io penso che quando ti accadono queste cose è come essere toccati dall'angelo. Secondo le sacre scritture, ognuno di noi ha il suo angelo custode. Credo che il mio abbia cominciato a guidarmi a Porto Rotondo, su quella piccola spiaggia bianca dove non c'era mai vento. Sento ancora nelle orecchie il rumore dell'acqua. Io stavo seduto sulla sabbia, in calzoncini da bagno, e disegnavo quella barca rovesciata, pensando alla chiesa, mentre Andrea Cascella, in piedi, mi guardava. Tornando al dopo, Ceroli, in Simbiosi Confini, ha intagliato nel resinoso pino russo il Giudizio universale, l'Ultima cena, la fuga in Egitto, la deposizione di Cristo, l'albero della vita, l'arcobaleno del futuro e un affresco ligneo che, come vedrete poi nelle immagini, riempie tutta la navata e raffigura i protagonisti della storia di Porto Rotondo e qualche ospite eccellente. Nella folla di statue si riconoscono i fratelli Donà,
Alfredo Beltrame, Giorgio Dalla Valle, il capo degli Scappellini che si chiamava Stefano Soddu, Ascanio Palchetti, Renato Salvatori, Marco Ferreri, Renato Guttuso, i fratelli Nocella e Fini. Al posto di Cristo c'è l'artista Ceroli. È presente anche il suo assistente, manca un personaggio, forse il più importante, Andrea Cascella, che nel frattempo era morto. Ecco, abbiamo sentito una testimonianza rara e straordinaria, direi, perché al contrario di altre puntate di Sard'Arte, dove vi ho un po' abituato a raccontare la storia del passato più remoto, del Medioevo piuttosto che del Rinascimento, del Barocco, dove evidentemente i protagonisti non hanno questa possibilità, come invece c'è qua, di narrarci la vicenda, come dire, di realizzazione del monumento. Qui invece al contrario abbiamo la possibilità di vivere, o almeno di rivivere, quei momenti grazie a queste testimonianze. Io lo ricordo per Mario Ceroli, è uno dei principali artisti del secondo Novecento italiano. E faceva parte del cosiddetto gruppo romano assieme al notissimo Mario Schifano, Tano Festa e Franco Angeli, e quindi una assoluta eccellenza nel mondo dell'arte, così come lo era Andrea Cascella sicuramente. C'è un altro aneddoto che mi ha raccontato Mario Ceroli, perché lui definisce ancora adesso fantastica quell'esperienza sua a Porto Rotondo, e dice che a Porto Rotondo in quegli anni c'era la corsa a farsi ritrarre per finire tra le figure della chiesa. Me lo chiedevano in tanti, uomini e donne, giocavo molto su questa situazione, mi sono veramente divertito. Ho scolpito 1 migliaio di personaggi in 4 anni. E poi ha un ricordo di Renato Guttuso. Renato veniva a Porto Rotondo perché c'era Marta Marzotto, la nostra carissima Marta, scomparsa il 29 luglio di quest'anno, e lui le stava affrescando la villa a 2 passi dal mare. Renato entrava in acqua vestito e con la sigaretta. Una volta l'ho trovato che piangeva in chiesa mentre guardava il mio lavoro, e poi quando gli ho chiesto di posare per la deposizione si è molto emozionato, non se lo aspettava. Scusatemi se cito in qualche modo me stessa, ma sono le parole che io ho scritto e che ancora adesso mi emozionano. Assolutamente, perché io credo che sia, anzi lo possiamo anche mostrare il tuo libro in cam, perché credo che comunque le testimonianze storiche, noi siamo abituati a parlare di storia sempre rivolti a un estremo passato, perché noi qua in Italia, ma in Sardegna anche in particolare, per noi storia significa i nuraghe, significa i romani, significano i cartaginesi e il Medioevo, perché siamo abituati a una storia insomma abbastanza dilatata e molto lunga, però per la storia è anche questa, è anche quello che è successo ieri, ed è storia dell'arte, perché questa opera in generale, insomma, poi avremo modo di vedere le immagini, dalla volta di questa chiesa assolutamente straordinaria, con questo migliaio di personaggi tipici dell'arte di Ceroli, cioè sagome lignee realizzate appunto riprendendo personaggi reali, come è capitato qui, ma lo ha fatto anche in altre occasioni. Non hanno l'idea, come potrebbe intendersi per chi la vedesse per la prima volta, dell'anonimato, cioè vedere la sola sagoma potrebbe far propendere all'idea di sculture anonime, cioè senza volto, e invece dalla testimonianza non solo sua, ma dalla testimonianza anche dei suoi, di chi ha partecipato a questo, anche i paesani sostanzialmente che si sono fatti ritrarre, tutti riconoscevano dalla sagoma la propria identità, e questa è una cosa straordinaria che ci riporta
anche al passato, per esempio al Rinascimento, quando nella Cappella Sistina artisti come Perugino o Botticelli ritraevano i loro compagni di lavoro o ritraevano gli amici per fargli fare gli apostoli o per fargli fare altre, insomma mettere in scena quello che era le scene sacre che dovevano riprendere. Quindi questo in un certo senso è postmodernità, perché noi siamo comunque nella post-avanguardia, ma nella piena tradizione anche italiana della storia dell'arte italiana. Marella. Ecco, sì, io poi volevo dire che la cosa notevolissima è questo museo a cielo aperto che è Porto Rotondo. Adesso il nostro sogno è che diventi patrimonio dell'UNESCO, dell'umanità, e lo merita, perché grazie proprio a questo spirito di mecenatismo di Luigino e Nicolò, il fratello purtroppo scomparso recentemente, e Mario Ceroli continua sempre a venire. Infatti dice che dal 2007 altre opere d'arte sono state realizzate a Porto Rotondo. Luigi Dona delle Rose, affiancato dalla moglie Roberta, ha creato una fondazione, noi siamo ospiti di questa fondazione, adesso li ringraziamo, per mantenere l'impegno artistico e culturale delle origini. Ha quindi coinvolto un artista bretone, poi farei vedere anche la via, di Emmanuel Chaplin, che dal 2007 ha creato il mosaico raffigurante la catena alimentare dei pesci nella via del Molo, e poi ha creato la nuovissima piazzetta davanti a via Belli. E tu vedrai la bellezza di queste opere. Poi la fabbrica della chiesa continua, infatti hanno inaugurato questa torre campanaria, il campanile bellissimo, simbolo del borgo, e non c'è comunità che si può rispettare senza un campanile, tu me lo insegni. Poi sono state trasformate in opere d'arte sia il sagrato, che vediamo qui, con i profili in marmo colorato di 6 papi, e c'è anche di Maria Teresa di Calcutta, sia la facciata della chiesa che guarda il teatro. Ci sono delle opere in vetro meravigliose, c'è un rosone in vetro di Murano che illumina la navata, poi ha fatto sempre Ceroli, ha realizzato l'ambone, il cielo pasquale, la croce, tutti elementi in vetro, un tabernacolo in marmo meraviglioso e un portale azzurro in cristallo, e all'interno della chiesa ci sono anche 2 nuove sculture in vetro raffiguranti Papa Wojtyła e Madre Teresa di Calcutta. Ecco, io proseguirei la nostra visita un attimo all'interno della chiesa, perché l'atmosfera che si respira all'interno, noi purtroppo in televisione non possiamo far sentire neanche non possiamo far sentire i profumi, ancora non abbiamo questa tecnologia, però sicuramente merita una visita qua a Porto Rotondo, come tutti i siti che noi stiamo visitando con Sardarte, perché si respira non solo l'aria dell'arte di chi ha pensato questo straordinario monumento, ma a pieni polmoni anche il profumo che emana questo legno lavorato da Ceroli. Quindi proseguiamo un attimino all'interno, seguitemi nella visita della chiesa. Siamo all'interno della chiesa di San Lorenzo di Porto Rotondo, un edificio i cui caratteri peculiari, cui materiali fondamentalmente sono 3: il legno grezzo di pino, il vetro di Murano, quindi caratteristico della città di Venezia, da dove provengono i Dona delle Rose, e il granito per quanto riguarda l'edificio, invece materiale caratteristico della Sardegna. Le storie evangeliche sono narrate proprio attraverso delle sagome lignee che fungono da elementi narrativi, sagome lignee che, come stavamo commentando prima con la nostra ospite, sono delle immagini reali, cioè sono dei ritratti reali di personaggi realmente vissuti. E iniziamo però la storia, a narrare la storia, le storie che sono diciamo così rappresentate nella volta di questa chiesa. E iniziamo subito alla mia sinistra in alto con la prima scena verso l'altare, che è quella che rappresenta la fuga in Egitto. Vedete Maria con il bambino in braccio
che sul mulo che sta fuggendo in Egitto, l'altro personaggio dietro che è probabilmente uno che segue, uno del corteo, dei bambini, e poi San Giuseppe davanti, come nella iconografia classica di origine bizantina derivante dai Vangeli apocrifi, che diciamo scorta i due, Maria e Gesù. Subito accanto abbiamo un'altra rappresentazione la cui origine è ugualmente bizantina, o meglio paleocristiana, ed è l'arbor vitae, l'albero della vita. L'albero della vita rappresenta un momento del cristianesimo molto importante, deriva da un passo del Vangelo nel quale si dice chiaramente che Cristo disse: io sono la vite e voi i tralci, e quindi questa rappresentazione ideale dei cristiani come rami e foglie di un'ipotetica pianta che dà frutto appunto attraverso nel caso della vite è molto chiaro, perché il rimando è al vino, e quindi Sant'Agostino diceva: spremere il vino significa spremere l'uva significa fare il vino, ma significa anche distruggere gli acini d'uva, no? È un po' quello che è avvenuto con col cristianesimo, e con soprattutto i martiri cristiani. La leggenda fu ripresa poi in età medievale in Francia, intorno al 900-1000, e la vite diventa in quel caso un vero e proprio albero. In età medievale viene ripresa questa leggenda della vite, e la vite diventa un vero e proprio albero. La leggenda medievale francese narra che Adamo, morente, pentito del peccato che aveva commesso, chiede ai figli di andare da Dio e intercedere presso Dio affinché lo perdonasse. Dio rispose loro che in realtà non era il momento del perdono, però gli diede 3 semi da mettere nella bocca di Adamo una volta morto. Ebbene, i figli fecero questo, seppellirono il padre una volta defunto, gli misero i 3 semi in bocca, e da questi 3 semi nacquero 3 alberi che poi divennero un'unica pianta, un unico albero che alla nascita di Cristo si seccò. E la leggenda vuole che da quel legno venisse poi realizzata la croce in cui fu crocifisso Gesù Cristo, che veniva piantata esattamente sopra la tomba di Adamo. Quindi questa leggenda medievale, vedete che ha una serie di richiami importanti. I 3 alberi evidentemente richiamano la Trinità, il legno rappresenta la vita, e in questo caso è l'unico caso che noi abbiamo nella storia dell'arte, e ce l'abbiamo qui a Portorotondo, di questo albero della vita che ha questa origine leggendaria di tipo medievale, realizzato totalmente in legno, da cui si sprigionano una serie di personaggi, vedete, cioè dà veramente la vita a tutto il complesso, che popolano tutta l'intera volta, come se non cadessero, ma come se neanche si aggrappassero poi agli elementi della volta, ma piuttosto la popolassero come degli elementi angelici che popolano il tutto, elementi umani che diventano angeli, come se la sfera celeste e la sfera terrena fossero un tutt'uno, tutto assieme, in un'unica visione. E questa visione nostra termina dall'altra parte con una scena che riempie
tutta la parte destra della navata rappresentante l'ultima cena. Si notano evidentemente i 12 apostoli, tra cui Giuda in piedi che se ne sta andando, al centro Cristo che spezza il pane e il vino, vedete le finestre dietro. Siamo a una rappresentazione, diciamo così, canonica dell'ultima cena, molto simile a quella di Andrea del Castagno per esempio, quindi di ispirazione rinascimentale, ma Ceroli gli dà questa novità assoluta di elementi naturalistici di arte povera, come le finestre che si affacciano sul niente, che sono elementi reali, sono finestre reali, e poi dà il movimento come in una sorta di spirito cubista di queste sculture, dà il movimento ai singoli personaggi che pare che si girino e ruotino su se stessi compiendo dei movimenti attraverso questa ripetitività delle sagome che noi notiamo che ruotano intorno ai piatti, che ovviamente anche questi sono lignei. Vi è poi infine l'elemento prospettico assolutamente straordinario, dettato dal pavimento dove poggiano saldamente, quasi precipitando al suolo, i 12 apostoli retti dal tavolo, e vedete le tavole messe in piano del pavimento costituiscono proprio le linee prospettiche che offrono a noi la prospettiva e quindi la profondità di questi elementi. Ultima cosa che voglio farvi notare qua dentro è sicuramente gli elementi della volta, che sono, vedete, tutti elementi lignei, da cui emergono poi le figure di cui parlavo prima, elementi che costituiscono come delle nervature, come una sorta di ossatura che è vero ricordano il gozzo che lui aveva visto nella spiaggia qua sotto, ma è altrettanto vero che ricordano anche elementi tipici, per esempio, dell'arte del settentrionale europea del 300 e del 400, cioè lo stile gotico maturo. Le nervature hanno la simbologia, se unite poi, come lo sono qua, delle nervature che vanno verso il basso, anche queste richiamano la simbologia dell'albero, albero che è elemento che congiunge nella teologia cristiana la terra con il cielo. Nel cielo, qui in questo caso popolato da figure reali, ritratti reali, a metà noi abbiamo le narrazioni evangeliche che stanno a metà tra il cielo e la terra, perché sono storiche ma allo stesso tempo divine, e poi naturalmente il popolo cristiano che assiste in basso alla celebrazione. Bene, ora ci spostiamo sul sagrato della chiesa. Quello che abbiamo visto prima, dove abbiamo girato la prima parte, era il sagrato retrostante che affaccia sull'altare maggiore, e da lì poi vi saluteremo anche con la nostra ospite. Siamo qua davanti al sagrato della chiesa di San Lorenzo, che abbiamo appena visitato al suo interno, ma anche ne abbiamo narrato la storia all'esterno, sempre in compagnia della nostra ospite graditissima Marella Giovannelli, per salutarvi, ma non prima di avervi narrato un ultimo aneddoto, no? È così, Marella? Sì, cioè l'idea di far nascere questo museo a cielo aperto e non solo un villaggio turistico, quindi con intenti meramente speculativi, dall'inizio caratterizzò quest'opera. E quindi immaginate una sera milanese con tanti artisti, Luigino che entusiasta comincia a raccontare la sua idea, quella sera c'era Andrea Cascella, ma c'era anche Vittorio Gregotti, un grande architetto, e immediatamente i due decisero di prendere il traghetto per Olbia e di venire qui per vedere questo posto meraviglioso, e l'idea fu quella della piazza perfettamente rotonda, leggermente degradante, e in fondo, perfettamente al centro, e questo lo dice Gregotti, Andrea avrebbe realizzato
una scultura che doveva sembrare un piccolo catino con un tappo, e poi voi la vedrete. Ci sarebbero stati scale per i vari accessi, la più importante avrebbe portato alla chiesa, esattamente questa dove noi siamo adesso. Ecco, siamo qui proprio, abbiamo percorso dalla immaginazione artistica, no? Che parte dalla mente, si traduce in un disegno, in un bozzetto, in un progetto e poi diventa realtà, laddove esistono i mecenati e laddove esistono persone di culture lungimiranti che possano dare spazio agli artisti, come è avvenuto nel nostro caso qua a Porto Rotondo, dove questa immaginazione, questa astrazione mentale è diventata una realtà concreta così come noi oggi la vediamo, che è una realtà in progress. Tutta Porto Rotondo è una realtà in progress. C'è stata anche la realizzazione del teatro, molto importante, che è avvenuto invece negli anni 90, perché anche lì i conti avevano immaginato che non potesse esserci veramente cultura senza un teatro, e quindi fu richiamato Ceroli, che in collaborazione con l'architetto Marina Soggiu di Olbia e Fini diedero vita a questo magnifico teatro. Deve essere ancora ultimato con la macchina scenica, questo è il prossimo obiettivo della fondazione. Bene, quindi vedete non sicuramente un villaggio turistico, ma un centro culturale di arte di grande importanza, a partire dalla piazzetta San Marco che sta subito sotto di noi e che vedete in queste immagini, alla chiesa che abbiamo così ampiamente commentato, il teatro che ha appena citato la nostra ospite e altre opere d'arte in progress che si stanno realizzando, come il mosaico, no, di cui ci parlavi prima. Sì, Chapelain che ha fatto questo bellissimo mosaico, oltre a quello della Via dei Pesci anche quello in via Gioacchino Belli, che poi farete vedere, e questo è stato inaugurato quest'anno. Quindi è una continua fabbrica, no? Fabbrica di San Pietro, fabbrica di Porto Rotondo, perché questa idea di questo villaggio che deve continuare a crescere nel segno della cultura e dell'arte e non un semplice villaggio vacanze è una cosa molto molto importante, unica al mondo, in Sardegna, in Gallura, a pochi passi da Olbia, in fondo, pochi chilometri. Meriterebbe solo, questo è un appunto che io faccio, di vivere molto di più di quanto non viva. Quindi non un presepe che si smonta e si rimonta, ma la regione dovrebbe veramente inventarsi qualcosa per cui tutte le attività dovrebbero aprire e restare aperte almeno 6 mesi l'anno. E noi non posso che concordare con quello che dice Marella. Naturalmente non spetta a noi fare questo, però sicuramente ci auguriamo che questo avvenga attraverso lo strumento anche così modesto della nostra televisione, dare questo contributo affinché comunque le persone conoscano questi luoghi e li vivano, non solo i turisti, ma anche i sardi. Certo, anche perché non è giusto che a metà settembre la maggior parte, la stragrande maggioranza dei negozi e degli esercizi siano tutti chiusi, quando ancora qui vengono, e tu l'hai visto oggi quanta gente, siamo a fine settembre, e quindi dico, anzi siamo al 1° ottobre o no? Ecco, e quindi quanta gente c'è ancora in giro, è tutto rigorosamente chiuso, è veramente, salvo pochissime eccezioni, è veramente una cosa triste. E certamente, naturalmente il 1° ottobre è il giorno in cui stiamo girando, poi la trasmissione andrà in onda un'altra giornata.